Bene, eccoci insieme anche oggi. Rimaniamo sulla notizia in questa puntata perché di questi giorni è la notizia dell'assegnazione del China Award, vale a dire una sorta di Oscar dell'impresa alla idrobase di Borgo Rico, provincia di Padova, di cui abbiamo il piacere di avere ancora ospite con noi Bruno Ferrarese, che ne è il contitolare. China Award vengono assegnati dalla Fondazione Italia-Cina, un'importante realtà, e vanno a premiare quelle aziende che appunto in questo caso nel 2020 hanno ottenuto le migliori performance nei rapporti commerciali col grande paese dell'estremo oriente. Rapporti che sono estremamente importanti anche perché la Cina, nonostante il momento pandemico, è riuscita a far crescere il proprio prodotto interno lordo del 2,3%. Le esportazioni italiane verso quel paese sono cresciute del 3,8%. Quindi è scontato dire quanto è importante è la Cina per il futuro dell'economia anche italiana. Tra l'altro questa era la 15ª edizione del premio ed è arrivata a 50 anni dalla firma dei primi accordi bilaterali economici fra i due paesi. Fra l'altro uno importante è stato siglato proprio a fine del 2020. Detto tutto ciò, ricordo anche che Bruno Ferrarese è stato altre volte nostro ospite e con lui abbiamo avuto modo di seguire il percorso imprenditoriale dell'azienda padovana in un anno particolarmente difficile come il 2020, anno nel quale Idrobase ha saputo collocarsi proprio sul piano dei prodotti per la sanificazione d'ambiente, arrivando da esperienze diverse come quelle appunto tra le idropulitrici, ma poi a seguire la cerimonia di consegna degli China Award ho anche imparato altre cose, ad esempio che sono una delle aziende leader nel mercato del car washing, vale a dire degli impianti per la pulizia delle automobili in Cina. Detto tutto ciò, a scorrere l'elenco dei premiati, forse voi siete l'azienda più piccola tra le 14 che sono state scelte. Sì, effettivamente siamo l'azienda più piccolina. Per noi comunque ricordiamo una cinquantina di dipendenti a Borgo Rico. Sì, una 30, 35, 40 in Cina. Ecco, abbiamo vinto forse anche perché abbiamo un doppio legame con la Cina, perché avendo due aziende, un'azienda italiana e un'azienda cinese, noi in Cina ci siamo in prevalenza perché vendiamo il Made in Italy, quindi i prodotti che facciamo in Italia li vendiamo in Cina, perché la Cina è il nostro primo mercato di esportazione. Per noi conta di più dell'Italia, cioè nel senso che vendiamo più in Cina che in Italia. E vendiamo prodotti e soluzioni per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, quindi la lotta alla PM10 e le PM2.5, in modo particolare da siti industriali quali possono essere le miniere anziché le fonderie e le centrali elettriche. A questo abbiamo aggiunto i nuovi dispositivi BKM, Bacteria Killer Machine, che sono fatti appositamente per uccidere il Covid, i virus, i batteri, i funghi all'interno degli ambienti, quindi ospedali anziché scuole, anziché abitazioni. Contemporaneamente in Cina noi produciamo con la nostra azienda e in Cina produciamo idropulitrici e attrezzature per il car wash, quindi per il lavaggio dell'auto professionale. C'è un business immenso a pensare quante macchine possono esserci in automobile in Cina. In Cina vengono vendute ogni anno 25 milioni di auto. 25 milioni di auto è una cosa enorme se paragonata ai 2 milioni che venivano vendute solo 10 anni fa. E c'è una grandissima fame di tecnologia per poter lavare l'auto in modo sicuro e in modo anche qualitativo senza doverla graffiare. E noi abbiamo questa tecnologia. Infatti la Cina è il nostro primo mercato al mondo per la nostra azienda cinese, quindi noi produciamo in Cina in modo prevalenza per il mercato cinese. Fra 6 mesi apriremo una nuova produzione, una nuova azienda per la produzione di detergenti per lavaggio professionale in car wash. E l'apriremo assieme a un partner italiano. Praticamente noi siamo i cuochi, gli italiani sono i cuochi che vanno in Cina ad aprire un ristorante utilizzando la materia prima cinese. Eccolo qua, noi facciamo la stessa cosa, quindi noi abbiamo i nostri ingegneri chimici che hanno il know-how
e utilizzando le materie prime cinesi andiamo a produrre dei detergenti sicuri, ecologici, per il lavaggio delle auto che andremo a vendere in Cina. Ed ecco che qua abbiamo poi il binomio fra la tecnologia prodotta dalla nostra Orford Clean, la nostra azienda cinese per il settore idropulitrici, e i detergenti professionali. Abbinati insieme al know-how su come fare per fare il lavaggio, ne esce la soluzione. E su questo noi pensiamo che possiamo avere veramente un grande successo in Cina, quindi in questo caso essere piccoli consente di poter diventare grandi. Per andare un po' più in là di questa notizia, com'è il rapporto dei cinesi con l'automobile? Che bene è? Un bene di lusso o come da noi ormai uno? È un status symbol. Ah sì? È un status symbol. Per 25 milioni di cinesi all'anno. Sì. Allora, c'è da dire che le auto sono contingentate, non è che uno si possa acquistare un'auto così. A Shanghai non lo puoi fare, a Pechino non lo puoi fare, a Canton non lo puoi fare. Per farlo, prima devi fare domanda di acquistarti l'auto. Una volta che hai fatto domanda di acquistarti l'auto, vanno a vedere se effettivamente ti serve quest'auto, e se ti serve prima ti compri la targa, e che costa una botta di soldi, e dopodiché ti puoi forse acquistare l'auto. Eccolo qua, quindi i 25 milioni di auto che sono fatte, sono vendute, è il minimo sindacabile che può essere venduto in Cina. E per adesso l'auto è rivolta alla middle class, è rivolta a chi se lo può permettere un'auto. Cosa succederà quando che la classe operaia avranno il potere d'acquisto per acquistarsi l'auto in Cina? Cosa succederà? E cosa potrà succedere con i trasporti? E cosa potrà succedere con l'inquinamento? Cioè, queste sono tutte quante sfide globali che la Cina si sta interrogando come fare per superare. Infatti la Cina è il primo mercato al mondo per quanto riguarda le auto elettriche. Il know-how per l'auto elettrica è cinese. Eccolo qua. Quindi... Lei prima ha citato i dispositivi BKM. Proprio qua in trasmissione abbiamo ospitato il presidente di K-Intech, che è lo spin-off dell'Università di Padova, con cui state collaborando per realizzare un nuovo dispositivo che andrà a sostituire quella tecnologia aerospaziale che vi ha permesso di affermarvi in tempo di pandemia con questi strumenti. A che punto è la ricerca? La ricerca è quasi conclusa. Gli studi hanno portato degli ottimi risultati, tant'è vero che siamo sulla fase di brevettazione. Andremo a brevettare questi nostri dispositivi, però lo faremo in modo diverso rispetto a come si fa di solito. Che servono soprattutto per abbattere le polveri sottili, PM, e poi possono arrivare anche a sanificare l'aria dai virus come il Covid. Sono fatti per sanificare l'aria, quindi per la lotta ai virus, ai batteri, alle muffe, alle allergie. Noi andremo a brevettare i dispositivi, in modo particolare l'ambiente, cioè il nostro obiettivo è quello di prendere degli ambienti tipo, che può essere una sala operatoria, che può essere uno studio dentistico, dove andiamo ad applicare le nostre tecnologie e dove che andremo a fare i rilevamenti. Quindi noi andremo a rilevare che all'interno di questi ambienti c'è un abbattimento dei virus caricobatteriche del 99,9%, quindi noi non andremo a dichiarare cosa fa l'impianto, ma andremo a dichiarare cosa succede nell'ambiente. Ovviamente ci metteremo anche dei dispositivi che possano monitorare appunto questi dati, in modo che sia ben presente nella mente delle persone quello che effettivamente questi dispositivi fanno. Per fare un esempio, se noi abbiamo un impianto di riscaldamento, abbiamo un termoconvettore, no? Il produttore termoconvettore, lui ti va a certificare quanta aria immette all'interno dell'ambiente, a che temperatura. Ma questo non vuol dire che se lui ti fa 30 gradi di temperatura all'interno dell'ambiente tu avrai 30 gradi. Per misurare quanta temperatura fa tu hai il termostato. E lo stesso faremo noi.
Quindi i nostri dispositivi andranno ad immettere all'interno di questi ambienti questi elettroni che cacciano i virus e li ammazzano, e poi ci saranno dei dispositivi che effettivamente ti vanno a monitorare, ti vanno a dire quanto di questo è successo all'interno dell'ambiente. Saremo pronti ad uscire in mercato a settembre di quest'anno. Per concludere, una battuta sul rapporto fra imprenditori e dipendenti, perché voi nei giorni scorsi avete suscitato attenzione perché avete assegnato a fine 2020 un cospicuo premio di produzione, circa €1 migliaio, ai dipendenti. Questo perché nel 2020 avete ottenuto una performance del 9% in un momento di mercato assolutamente difficile. Cos'è per voi a questo punto il dipendente? Lo chiedo proprio a chi deve interessarsi di responsabilità sociale d'impresa, il titolare, il contitolare. I dipendenti in idrobase sono l'idrobase. Un dipendente di idrobase non si limita a timbrare il cartellino quando entra e quando esce, fa una cosa molto più importante, ci mette la sua intelligenza, la sua passione per fare in modo che l'idrobase sia sempre migliore giorno per giorno. I dipendenti dell'idrobase, quando è stato il 8 marzo e che abbiamo definito assieme di tenere aperta l'azienda per dare il nostro contributo alla lotta al virus, hanno aderito in modo entusiastico e hanno dato il loro supporto, hanno rischiato venendo a lavorare. E io penso che questa dedizione, questa passione debba essere riconosciuta. E quindi nel corso dell'anno abbiamo riconosciuto questa passione in funzione dei nostri risultati che abbiamo raggiunto, e abbiamo fatto però anche un invito importante a tutto quanto il team dell'idrobase, che è quello di spendere i soldi ricevuti per acquistare Made in Italy, perché noi pensiamo che in questa fase sia importante dare una mano a tutto quanto il complesso italiano. Quindi nel nostro piccolo noi abbiamo lanciato un messaggio che è stato naturalmente ben recepito. Adesso siamo sulla fase di lancio, adesso siamo sulla fase che dopo il più 45% di fatturato nel 2019 abbiamo conseguito un più 8% nel 2020. Quest'anno ci stiamo riorganizzando perché il nostro obiettivo è quello di raddoppiare i nostri fatturati nell'arco dei prossimi 5 anni. Mi fermo, perché devo andare in sigla. Posso fermarmi solamente rifacendo i complimenti a Idrobase, ricordo freschissimo vincitore del China Award assegnato dalla Fondazione Italia-Cina alle aziende italiane con migliori performance nei confronti del grande paese asiatico. Abbiamo ospitato Bruno Ferrarese, che di Idrobase, che ha sede a Borgorico nel Padoano, è il contitolare. Buon lavoro e grazie. Grazie, alla prossima.